Buongiorno a tutti carissimi amici friscalettari del mondo, dell'universo, del metaverso, della galassia. Dal vostro friscalettaro Nino Friscalettaro, trapanese, torinese, quindi siculo piemontese, che ama questo strumento, lo adora questo strumento. Oggi vi faccio ascoltare, che soprattutto molti di voi me lo chiedono, ma questi brani vanno soprattutto bene per chi inizia, in quanto sono un po' più lenti. Ricordatevi, se volete imparare lentamente dovete suonare, perché se no nisba, perdete solo tempo, vi viene una tensione, ma non quindi per imparare soprattutto le cose difficili, le cose lente vanno fatte lente, le cose veloci vanno fatte prima lentamente, come l'impasto per la pizza, poi lieviterà da sola, la velocità lieviterà da sola, non iniziate veloci perché combinerete sempre pastocchi. Vi faccio ascoltare questa famosa canzone siciliana, Si marita o rosa, si marita o rosa, saride pipine. Questa qua me la cantava sempre mia madre quando ero piccolo, tipo una specie di Nina Nanna, queste femmine siciliane, questa femmina siciliana che si voleva maritare, però niente, nisba, nessuno la guardava. Allora, questo è un valzer, un piccolo valzer che di solito si fa con la cantante e col coro, però sicuramente nei gruppi, si può anche suonare col friscaletto, nei gruppi che, diciamo, di grande spessore, si alterna anche la voce col friscaletto. Di solito la voce solista fa 2 strofe, quindi 2 volte la voce solista e 2 volte il coro, perché poi c'è anche il coro, ok? Quindi, anzi no, scusate, 2 volte la voce solista e poi sì, il coro la riprende 2 volte, quindi 2 volte voce solista e 2 volte il coro. Sì, in questo pezzo, stamattina sono un po' stanco, un po' ubriaco, scusatemi queste mie incertezze musicali, storico-musicali, di solito ci sono 2 temi, tema A e tema B. Va bene, dice Mannino, ma stai parlando troppo difficile? No, vabbè, 2 motivi, sono 2 motivi, 2 canzoni, 2 motivi. Uno, si marita, ritornello, e invece l'altra è la strofa, quanti belli giovani, quindi abbiamo un motivo A e un motivo B, 2 pezzi. E la cantante quindi fa il pezzo suo e poi invece il coro ripete il ritornello, quindi il ritornello che ritorna, che si ripete. Allora io ci provo a farvela sentire con questo bellissimo friscaletto in do, guardate che bella, c'è anche la Sicilia, non so se si vede al contrario la figura della Sicilia, quindi con la firma anche GM, Giuseppe Mezzatesta, oltre a volta ho sbagliato, ho detto Mezzapelle, il mio carissimo amico costruttore di friscaletti che abita in Belgio, quindi potete contattarlo benissimo, lui ve li spedisce. Questo è un friscaletto in do che lui mi ha intestato col nome, mi ha omaggiato di questo di friscaletto. Io ne faccio pubblicità perché mi trovo abbastanza molto bene questo friscaletto. Ricordo i friscaletti in canna hanno bisogno anche di suonare perché devono rodarsi, la saliva li deve ben inumidire, bagnare, quindi poi la canna si fa un po' come un frutto che deve maturare, ok? Allora, vediamo un po'. Io spero che le dita si vedano bene, per quelli che mi chiedono. Per voi che poi volete anche la partitura, io poi ve la posso mandare, ve la spedisco gratuitamente. Intanto incominciate a pigliare all'orecchio. Questo è un motivo molto facile sicuramente, quindi già è soprattutto molto conosciuto. Quindi, e poi tecnicamente con le dita non è difficile perché è una melodia molto semplice. Motivo 1. Questo è il primo motivo e poi si aggiunge il ritornello.
Ecco, alla fine poi fate questo piccolo abbellimento, ok? Quindi si ripete 2 volte la prima parte e 2 volte la seconda parte. Se lo fate con la cantante vi alternate, quindi questo qua è questo bellissimo pezzo, fatelo anche più lento, quindi voglio ricordarvi che nel friscaletto più andate giù con le note basse, più è difficile da avere il controllo. Quindi esercitatevi sicuramente, ma suonate prima meglio le note su. Per le note basse non vi preoccupate, è normale che all'inizio, un po' come il flauto dolce, altri strumenti, nei suoni bassi dove l'aria è più rada, non è compressa e ci va un controllo, è più difficile, insomma, non parlo con termini tecnici, l'aria è un po' più meno condensata, meno compressa, è più difficile avere un suono più bello all'inizio, è più difficile controllare l'aria, magari vi fischia, quindi non vi preoccupate, ma piano piano il tutto passerà. Ciao ragazzi, viva si marità rosa, Saridda e Pippinedda, e io che sogno bello mi voglio maritare, ma ragazzi, meglio non sposarsi. Comunque viva il friscaletto ragazzi, contattatevi, mettete mi piace, like al canale, iscrivetevi al canale e soprattutto mettete anche la campanella in modo da essere sempre avvisati dei miei video, dei miei tutorial. Ragazzi, questo ripeto è un friscaletto in canna, devo dire bellissimo suono, molto bello, e più suonerà sarà ancora più bello perché questo è costruito da poco, quindi più suona ancora un suono più cristallino, più diamantino, un uccellino del mio carissimo amico Giuseppe Mezzatesta, che costruisce questi flauti friscaletti siciliani in Belgio. Quindi Giuseppe Mezzatesta, friscaletto in canna. Ciao ragazzi, da Nino Friscalettaro, a tutti voi friscalettari del mondo dell'universo. Ciao, scrivetemi gratuitamente, vi mando tutto. Ciao!